con il fiato sospeso dopo il ritrovamento del cadavere nel canale. Secondo gli esami antropometrici il corpo sembra compatibile con il 19enne rugbista scomparso un mese fa. Saranno ridistribuiti sotto varie forme veneziane i proventi dell'annunciata tassa di sbarco per chi arriva in laguna e la promessa del sindaco Brugnaro alla vigilia dell'approvazione del ticket. Uno strumento potenzialmente utile ma che se usato male può diventare un boomerang contro la residenza, l'appello delle associazioni veneziane sulla nuova imposta si tuteli chi viene a visitare i parenti. Si è sempre professato innocente ma per la giustizia fu lui a ordinare una delle più terribili stragi del terrorismo nero. Carlo Maria Maggi è morto a 82 anni nella sua casa alla Giudecca. Paura nella notte in una sala slot di Milano, la pistola puntata in faccia alla cassiera ma i rapinatori desistono di fronte alla cassaforte. Paura al centro Le Barche alla vigilia di Natale dove un altro bandito ha portato scompiglio. Al netto dei decessi quest'anno i trasferimenti nella città e nelle isole hanno superato i traslochi verso la terraferma, il risultato rivendicato dal sindaco Brugnaro nella conferenza stampa di fine 2018. È stato catturato dalla polizia in un hotel a San Marco, si tratta di un ricercato a livello internazionale, sull'uomo di 43 anni gravava un provvedimento di cattura internazionale. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi lo avete sentito, andiamo a Mira dove dopo il ritrovamento di un cadavere trovato nelle acque dell'argine sinistro gli esami antropometrici dicono che sembra compatibile con il 19enne rugbista scomparso un mese fa. Sentiamo. Sono ore di grande sgomento e angoscia per la famiglia di Henry Kasim, il 19enne di Mira scomparso la notte tra il 26 e il 27 novembre scorso. Il timore è che il corpo ritrovato cadavere nelle acque del canale Novissimo possa essere il suo. L'allarme lanciato ieri intorno alle 12. È stato un residente ad accorgersi del corpo che galleggiava nelle acque di Porto Menai qui a Mira, esattamente dopo la chiusa lungo l'argine sinistro che si trova dalla parte opposta dove siamo noi. Subito il tam tam nel paese con la preoccupazione che il cadavere, visto che era di un uomo di colore, possa essere quello del rugbista 19enne scomparso da circa un mese. La paura dovuta al fatto che gli esami antropometrici effettuati dal medico legale sembrano corrispondere a quelli del ragazzo, ma restano ancora troppi dubbi e incertezze. Lo stesso medico legale infatti non si è ancora espresso e questo perché il cadavere si trova in avanzato stato di decomposizione. Sembra infatti che si trovasse in acqua almeno da una ventina di giorni o più. In paese tra la comunità è davvero grande la preoccupazione possa trattarsi proprio del 19enne. Ma non so se sia del ragazzo, dicono che magari devono vedere le autorità, insomma. A occuparsi del caso, che ora dopo ora diventa sempre più complesso e controverso, i carabinieri della tenenza di Mira. Già domani l'autopsia con l'ispezione cadaverica, il cui esito si potrebbe sapere entro la fine della settimana corrente, e nel pomeriggio di oggi è già stato effettuato il prelievo del DNA sui familiari di Henry. I genitori ieri hanno voluto comunque vedere il cadavere, ma non sono riusciti a capire se potesse essere quello del figlio, studente di scienze politiche a Padova. Da quello che ho letto su Facebook l'uomo era di colore, però non so neanche io come faccio ancora fatica a riconoscerlo, ecco. Cosa si dice? Ci ha un po' sconvolto. E continuiamo a parlare della vicenda della giovane promessa del rugby di Mira con la speranza del parroco del paese Dondino Pistolato, portavoce di tutta la comunità, di poter presto riabbracciare il ragazzo, molto attivo anche come volontario della Caritas. Henry Kasim, il 19enne italo-nigeriano scomparso da un mese da Mira, dove viveva con la famiglia, è un ragazzo e uno studente molto conosciuto e ben voluto dalla comunità. Giovane promessa del rugby Riviera 1975, da tempo presta servizio come volontario alla Casa San Raffaele della Caritas di Mira. Fa parte anche del gruppo scout e in parrocchia, durante la messa della domenica, accompagna i canti della celebrazione con la sua chitarra. Le parole di speranza e conforto alla famiglia del 19enne da parte del parroco Dondino Pistolato. Finché non abbiamo dati oggettivi, ma che pare che alcune cose non corrispondano, ecco, e quindi si continua a sperare. È chiaro che comunque ci troviamo di fronte a una creatura che è morta e questo comunque crea anche dolore e anche capire chi è e il nominativo che ha.
Henry l'anno scorso si è diplomato all'Istituto per Geometri 8 marzo di Milano. Quest'anno ha voluto proseguire con gli studi iscrivendosi all'Università a Padova. Nel corso di questo mese, dopo la sua scomparsa da casa in seguito a un litigio, tantissime le segnalazioni giunte ai carabinieri che lo vedevano in diverse parti d'Italia, ma ciascuna di esse purtroppo si è rivelata priva di fondamento. E se dopo il ritrovamento del cadavere di ieri, dopo l'esito degli esami antropometrici, cresce l'ansia e l'attesa, si nutre ancora molta speranza. Noi continuiamo a credere che abbia tutti gli elementi per poter ritornare a casa, per poter riprendere le tante belle cose che faceva di volontariato, di disponibilità, di sport e via dicendo, anche perché era una persona ben inserita nel territorio e quindi io mi auguro che un litigio possa essere qualcosa che passa e si possa rientrare in armonia. Saranno ridistribuiti sotto varie forme ai cittadini e alle categorie economiche proventi dell'annunciata tassa di sbarco per chi arriva in laguna. È la promessa del sindaco Luigi Brugnaro alla vigilia del voto parlamentare sullo storico provvedimento. Blindata dalla fiducia posta dal governo sulla manovra finanziaria, è praticamente certa l'approvazione della tassa di sbarco per chi arriva a Venezia, annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Luigi Brugnaro. Ma per scaramanzia o per rispetto istituzionale il primo cittadino non vuole entrare nei dettagli prima del voto definitivo della Camera, dopo il sì già incassato al Senato. Quello che posso dire, annuncia, è che si tratta di risorse molto ingenti, la cui destinazione sarà decisa in maniera partecipativa. Dobbiamo aspettare che ci siano i provvedimenti della finanziaria, poi faremo le valutazioni e risponderemo a tutto e poi soprattutto apriremo anche tutta una serie di argomentazioni con le categorie su tanti profili. Insomma, direi che la città in ogni caso è evidente che ha un grande vantaggio da questo provvedimento e ovviamente lo distribuiremo prima di tutto ai cittadini. Gli aspetti tecnici non sono quindi ancora noti, ma è abbastanza chiara la platea a cui l'imposta sarebbe rivolta. Chiunque non risieda, studi o lavori a Venezia e arrivi in città senza aver prenotato un posto letto. Oltre a portare una somma significativa nelle casse comunali, la tassa di sbarco, sommata a quella di soggiorno, consentirebbe di conoscere in tempo reale l'esatto numero di visitatori presenti in città, fornendo all'amministrazione uno strumento portentoso per regolare i flussi turistici. In attesa di saperne di più non manca in città chi esprime timori per possibili conseguenze impreviste del provvedimento. Venezia è una città che ha perso 2/3 dei suoi abitanti negli ultimi decenni. Non vorremmo che un'idea potenzialmente buona diventasse un balzello medievale che costringe ad esempio i veneziani a visitare i parenti, a pagare una tassa di sbarco. Se abbiamo un genitore ricoverato in ospedale a Venezia e i figli vivono altrove, paradossalmente potrebbero ritrovarsi a dover pagare una tassa di sbarco per andare in ospedale a trovare i parenti malati. È un sì condizionato quello della maggior parte delle associazioni veneziane alla tassa di sbarco in via d'approvazione. Può essere uno strumento utile, concede Marco Gasparinetti del gruppo 25 Aprile, a patto che si prevedano e si tutelino molte situazioni non sempre facili da individuare. Abbiamo ad esempio moltissimi buranelli che vivono a Cassavio, comune di Cavallino Tre Porti. Sarebbe veramente il colmo che i buranelli dovessero pagare una tassa di sbarco per tornare a casa propria, a Burano, dove ancora restano le famiglie. Se mal applicata, si allarmano quindi i militanti di diversi gruppi cittadini. Questa tassa rischia di trasformarsi in un boomerang per i residenti, peggiorando anziché migliorare la qualità della loro vita. Siamo assolutamente favorevoli che chi scenda alle grandi navi o dalle lance di Gran Turismo si trovi a pagare una tassa di sbarco, si chiama internalizzazione dei costi, visto anche l'impatto ambientale di questi mezzi di trasporto. Ma qui siamo a Piazzale Roma, proviamo a guardarci intorno. Com'è immaginabile che in questo luogo si possano stabilire, come nel Medioevo, delle barriere d'accesso in cui a ciascuno viene chiesto cosa ci fai qui? Le situazioni possono essere tante. In attesa di conoscere gli aspetti tecnici, restano dunque timori e scetticismo sull'effettiva possibilità di applicare l'imposta distinguendo tra il turismo e la vita quotidiana della città. Gente che arriva con il tram, con l'autobus, a piedi, in bicicletta, con la motocicletta. Che facciamo? Facciamo veramente i tornelli come nelle città medievali in cui si chiudeva il ponte levatoio? Ecco, stiamoci attenti. L'idea è potenzialmente buona, ma i dettagli andranno studiati e noi contiamo sull'intelligenza dell'amministrazione comunale per evitare che questa tassa di sbarco non diventi un sistema medievale che ci fa ritornare indietro nel tempo. Continuiamo ora con la cronaca. È stato un Natale contrassegnato dalle rapine messe a segno e tentate, con l'ultima registrata
ieri nella sala slot dell'Imperial Club dietro l'area commerciale in via Galilei a Milano, con la cassiera che si è vista puntare la pistola da 2 malviventi entrati alle 3:30 del mattino con il volto parzialmente coperto, ma far desistere i banditi, il sistema di apertura ritardata della cassaforte che li ha visti rinunciare a portare a termine la rapina allontanandosi velocemente dal locale. Invece alla vigilia di Natale, il 24 scorso, poco prima delle 11, è stato bloccato dagli uomini della sicurezza interna al centro Le Barche a Mestre un 38enne italiano con precedenti che aveva rubato della merce al supermercato e nella fuga aveva pure spinto con violenza la gente facendo cadere a terra anche un anziano. Si è sempre professato innocente, ma per la giustizia fu lui a ordinare una delle più terribili stragi del terrorismo nero, la morte di Carlo Maria Maggi. Sentiamo. All'età di 82 anni è morto nella sua casa la Giudecca Carlo Maria Maggi, considerato il mandante della strage di Piazza della Loggia a Brescia. La giustizia lo aveva riconosciuto responsabile e condannato all'ergastolo in appello nel luglio del 2015 insieme a Maurizio Tramonte. La pena poi confermata anche in Cassazione il 20 giugno di un anno fa, mettendo la parola fine ad una vicenda lunghissima. Lui si era sempre dichiarato innocente. Non c'entro assolutamente niente a cosa facete qua. Sono assolutamente innocente. L'attentato avvenne durante una manifestazione sindacale contro il terrorismo neofascista e provocò la morte di 8 persone, un centinaio invece i feriti. All'epoca dei fatti Maggi era responsabile triveneto dell'organizzazione terroristica neofascista Ordine Nuovo. Maggi però nella sua vita quotidiana svolgeva la professione di medico proprio alla Giudecca. Cresciuto e vissuto nell'isola di Venezia, era conosciuto proprio come medico degli operai e molto rispettato. Maggi era un dottore laureato in medicina e ha esercitato la professione per più di 30 anni, ma nessuno, nemmeno quando è arrivata la notizia dell'ergastolo, sospettava che potesse aver avuto una doppia vita, soprattutto politica. Volto noto degli anni neri, era coinvolto in qualche modo in alcune delle stragi più gravi della storia italiana. Più volte Maggi era stato colpito da ordine di arresto, condannato a 12 anni di carcere per reato associativo nel processo per la strage di Peteano nel 1972. Nel 1988 invece aveva subito una condanna a 9 anni per la ricostituzione del partito fascista. Assolto con sentenza definitiva dopo una condanna in primo grado all'ergastolo per la strage di Piazza Fontana a Milano nel 69 e per quella alla questura di Milano nel 73, di cui era accusato di essere il mandante. Poi la Cassazione del 2014 aveva annullato la sentenza. L'indagine all'epoca era stata seguita dall'allora giudice Felice Cassone. Nel successivo processo d'appello Maggi fu condannato all'ergastolo. La sentenza fu confermata definitivamente in Cassazione il 20 giugno 2017. In precarie condizioni di salute per una neuropatia congenita negli ultimi decenni era costretto alla sedia a rotelle, per questo gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. Le sue condizioni di salute erano però peggiorate negli ultimi giorni. Continuiamo con la cronaca. È stato catturato dalla polizia in un hotel di San Marco. Si tratta di un ricercato a livello internazionale. Sull'uomo di 43 anni gravava un provvedimento di cattura internazionale emesso nel 2013 dal Tribunale del Perù per reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 7:30 gli agenti si sono recati nell'hotel dove pernottava, lo hanno raggiunto in camera e lo hanno arrestato. La polizia è arrivata al 43enne dopo una segnalazione giunta alla sala 113 della questura di Venezia che ha fatto scattare l'allarme e la ricerca dello straniero. L'uomo è stato trasportato presso la locale casa circondariale di Venezia. Ed ora ci fermiamo un attimo, una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Al netto dei decessi quest'anno i trasferimenti nella città e nelle isole hanno superato i traslochi verso la terraferma, il risultato rivendicato dal sindaco Brugnaro nella conferenza stampa di fine 2018. È un messaggio di ottimismo quello che il sindaco Luigi Brugnaro vuole lanciare alla città in conclusione di questo 2018. Si tratta di pochi decimali, concede, ma per la prima volta il trend tra chi si trasferisce e chi se ne va dalle città storiche e dalle isole è cambiato di segno, anche se i residenti sono ancora in calo a causa del numero di decessi dovuto all'anzianità della popolazione. Dobbiamo riportare i cittadini a Venezia, altro che nel centro storico, parlo delle isole. Lo stiamo facendo, il tasso si è leggermente invertito, leggermente, ma c'è più gente che decide di abitare viva, che decide di abitare a Venezia di quella che esce. E sui vivi possiamo agire, perché sul resto purtroppo ci pensa il Signore. Tra le polemiche che hanno segnato l'anno in chiusura, quella coi dipendenti di Cafarsetti. Sono state dette molte bugie, sostiene il sindaco. Il fondo per il loro salario accessorio è sempre rimasto al massimo previsto, 15 milioni.
Quella cifra è restata invariata nel 2016, nel 2017 e nel 2018. Tutti i dati di bilancio potete controllare. Bene, i dipendenti erano circa 3.200 nel 2015, oggi sono 2.700 e rotti. Fate il conto e mi dite se il tasso medio, i soldi medi che finiscono nelle tasse e nelle tasche giustamente dei lavoratori sono aumentati o diminuiti. Sono evidentemente il numero medio aumentato. Ed ora continuiamo invece il nostro viaggio fra i presepi della provincia di Venezia, andiamo dalla famiglia Minello, vediamo. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. Well, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. E dunque avete visto, continua la nostra rubrica di Antena 3 sui vostri presepi, potete continuare ad inviarci le immagini o a segnalarci le vostre creazioni, le nostre telecamere verranno nelle vostre case, le potete fare chiamandoci o inviandoci filmati al numero o alla mail che state vedendo in sovraimpressione. Siamo arrivati quasi al termine, prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, si parlerà di manovra, ultimo atto, insieme al senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Gian Antonio D'Arè, del segretario della Lega Nord Veneto. E questa era l'ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, dunque bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure meridionali e talvolta anche sulle vallate alpine. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature stazionarie con minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle foschie o delle nebbie al mattino sulle vallate alpine, cielo a tratti coperto invece sui settori costieri, più soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature immutate con minime tra -1 e 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 9 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della nostra regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree meridionali. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime invece intorno ai 12 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.